ieri va della giornata, rasarimo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri di, ogni dì si fa così, tutto più lieto gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più lieto gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Vi ho di sto vigli? Che il tabellone lì? È un cartel meccanico. Sì, è un pannello alfanumerico che segna tutti i dettagli del treno che quindi chiamano, per esempio, l'ore che partis o il binario dove quindi chiappalo e la sua destinazione. Che il pannello lo hanno inventato i fradis solari di Pesaris. E pensa che i pannelli lì si può schiattare in tagli aeroporti e in stazioni di tutto il mondo. Anche a New York, sì. Il tren regionale 166 0 per stazione di Chiarnie sta per arrivare al binario numero 3. Il tren regionale 166 0 per stazione di Chiarnie sta per arrivare al binario numero 3. È il tren cal civile Parvisanus che è da ora arriva. Oh, velu che arriva. No, figli, no parla, che lì è la locomotiva e lì al sta dome il macchinista che è quel che almeno il tren. No, vindi là in tal vagon, ven. C'è biele sente, figli. Oi, arriva il controllore. Aspetta. Oh, buondì, il biglietto. Sì. No, calcano. No. Orribile. Vecca il mio biglietto e quel di Vigli. Sì, Vigli, anche se tu sei sognato, tu hai di pagare il biglietto di stesso. Chiale, Vigli! Che lì a lei il treno ad alte velocità. Sì, lui al puescori a passe 300 km per ora. E tu puoi arrivare a tic-tac a Milano, a Roma, a Napoli, a Vienna. O sin da ora arriva a Glemone. Siamo in arrivo a Gemona del Friuli. We are now arriving in Glemone. Oh, chiale, c'è bras, vigli, a comunichi anche in plui lenghis. Oh, chiale, vigli. Oh, che lì a lei il tren storico. E in Friuli tu puoi là a Sacil, a Vencion, a Trieste, a Tarbis, con un tren dagli anni 30 di quasi 100 anni
in daur. I viaggi si può organizzare sia con tune locomotive a vapore, sia con tune locomotive elettriche. Come che ca? C'è magia. Beh, prima o dopo può darsi farsi un bel giro anche con che chi. Ci pensi tu? Pensa, vedi che una volta il treno arrivava fino in Chiarnie, di Tumiec fino a Comelians, dal Cur, dal Chianal di Guard. Invece come arriva dritto fino a Tarvis e con pochi sfermadis. Una volta il treno che andava a Tarvis si fermava anche a stazioni di Resiute e di Scluse, che sono stati smettuti a puesti e sono diventati puesti di ristorazione. A Scluse c'è anche un giardino botanico tannini. Sulla vecchia ferrade che lava a Tarvis, passando dentro gli Mons, come passa la ciclovia Alpe Adria, una pista ciclabile dove che tu puoi dislare in bici di Grau fin a Kranička Gora, in Slovenia, sì. Ma no, si fermi a stazione di Chiarnie per la chiata la mia amica Claudia di Muec e venì in stazione a Chiolinus. Sin quasi rivas. Chiol sudut, vedi? E gli ore di là. La mia amica Claudia non è anche morivade e c'è diseso se ho gioin un po' insieme intanto che le spietin. Fasin un gioco. Quando ho fasin un viaggio col treno, c'è viodino e cui chiatino, provai a cirì in 5 secondi il macchinista e la controllore dal treno. Pronti? Via! Veio lì, bravs! Cumò ciriti il tabellone de spartencis. L'uveso chiatat? Perfetto! E du la isa il binari che al passe dentro de galerie? Ma c'è smicchie, bravs! Se non è una stazione, il treno non si ferma. In tu la isa la stazione? Non avevi dubbi che le varessi spettate. E par finì, se non vini i biglietti per viaggiare, non podin là di nessune bande. Dunque, chioleitiu e anin. Brava Spruz, com'ò di corsa sul treno. Me cugine e je bette, a je nessun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cosa uece che non sconte. Mandi Fruz, io sono bette, mi su me pette. Con calme, un par volte, c'è diseso? Daria usae menas a tor cul tren e tu la sesorivas a stazione di Chiarnie. O sono sicura che ves viodudis c'è tantis robis interessantis. Ma com'ò? Us porti io a viodi qualche tren fur dal vade. Scomincin decine. De città di Chongqing è un tren che al corso un tune monossine. Benastai un'essine fatte anche un traf. Pensai che è la monossine più lunga e più trafficata dal mondo. Ben 70 stazioni, 2 linee che corrono per 100 chilometri.
E non è finita qui, no. Pensate che questo treno al passe sottiere per zore dai Queens e pensate dentro di un condominio robononis. E come andiamo in Svizzera. Qui o potete schiattare la funicolare più ripida dal mondo, sicuro. Una funicolare è un impianto fatto di wagons, tanto un treno, che al collega due puesti con un dislivello grande, no. Di fatto, si ha letto, c'è modo che si rimpina su per monte. La particolarità di queste funicolari che si chiama Stoßbahn è che ha i wagons che si adattano alle rive, così o potete stare sempre dritto. E per finire, frutti come usmeni in Italia. C'è molto facile il treno di Calabria arriva fino in Sicilia. Passi al parsore dal mare. ma no. Al fa una roba tan migliore. Lui al monte sul traghetto e il traghetto ha le sinis fatis di pueste per tegnifer il tren intanto che lui al naviga. E poi quando arriva a Messina, il treno al dismonte dal traghetto e al torna a particula soccorse. In tutta Europa è l'unico questo treno che al monte su un traghetto. Robononi sfruz. Beh, come se sprons per montare su qualsiasi treno. E allora mandai una vostre fotografie, mi raccomandi, Mandi. A buon'ore alla mattina, veio il ghial e la ghialine, mandi. Salutaitele ben con me, la simiute color caffè, mandi. Oh, ma al saluto non smanchi una. Sigur, la vacchie brune, mandi. Paveis, moschis, furmis, caiuts, c'è biela mis. A lei il reanda i frutti. Bartolito è un ghial che stava a Maian, salutava il sorelli in tumuta von de stram. No, Bartolito, che ste une vacchie. Bartolito era un ghial che al veniva di lontan, salutava il sorelli in tumuta von de stram. No, Bartolito, così appassa la occhie. Bartolito era un ghial che viveva a Maian, salutava il sorelli in tumuta von de stram. Me. No, Bartolito, che chi è io ne piore. Bartolito era un ghial che veniva di lontan, salutava il sorelli in tumuta von de stram. Au! No, Bartolito! Così appassa il love. Bartolito era un ghial che viveva a Maian, salutava il sorelli in tumuta von de stram. No, Bartolito, che sta l'unghia? Bartolito era un ghial che veniva di lontan, salutava il sorelli in tumuta von de stram. No, Bartolito. Che sta l'unghia? Bartolito era un ghial che acchiattava von de stram, ma sul fricata la domenica
c'è bien il viaggio che vi fa due vigli. Mi piace tanto viaggiare col treno. È un'evore tranquillo, tu puoi sgoldi dal panorama e tu arrivi tic e tac alla tua destinazione. A proposito di sgoldi il panorama, in Giappone esiste una stazione dal mezzo della natura. C'è botteghi e vite dall'intorno. Se tu dismonti dal treno, non tu puoi là di nessuna bande. Tu hai dome di fermati a spietà che il dopo. E intanto tu puoi sgoldi la bellezza dal panorama. Che non si insegna che ogni tanto bisogna fermarsi e chialarsi dall'intorno. E magari sgoldi il panorama. Sì, fai ragione. O sei diventata un tic romantica. Ben dai, Vicky, come ho fatto un altro viaggio? Sì, no, sta tranquillo. Un viaggio taglietto. Che sei tan stracuta. Honey, mamma. Sai tu, vedi? O hai scoperto una roba incredibile. O sei là a Udin, lì dal Chistiel, e ho letto che quel dal Chistiel di Udin è il tumulo artificiale più grande d'Europa. Ma che sta al conti un'altra volta. Tu sapresti studiare c'è che è un tumulo? Oh. Aspetta un momento, hai di rispondere al telefono. Sì? Mandi Daria! Mandi Desiree! C'è molto! Benon, o volevi sentirti per sapere che tu stai e per contarti ciò che mi è succeduto voi. O sono stata a fare una chiaminata a Meret di Tombe, come Agni e il suo chianuto Tobie. Tobie! Oh, nenè, lui! Sì, tu varessi svu di viodi c'è fisk che almenave a cori su e giù per tumbare. Tumbare? Sì, una tra gli smutaris più importanti. Tumbare, mutare, tumul. Oh, c'è tanti robe che ho imparato. Sì, io li sai studiati in quarta elementare a scuole. C'è tanti che è passato. O proverai a tornare in Daur fin là per capire al di più. Sì. Mandi Daria! Mandi Desiree! Ovvio, din se alle chiesto i libri di quarta elementare. Sì, alle chiesto. Oh! Mandi Daria! Ti io dico no! In te par central dal Friuli si chiati con le notizie di tiere. Intende dal Bronx, quando una persona morive, gli facevi in su un tocco speciale. Sì, come mi visi ben, gli smutaris sono sepolturis monumentali per persone più importanti. Gli smutaris li facevano tirando su tumuli che avevano la forma di un coni e che si può anche chiamare di due a torpo al Friuli.
E questi tumui sono gruns bocconions di tiere e di piere che si mettevano in parsore des tombis des personis più importanti. Daria, sai tu che in Friul non sono come i tumui, ma anche altri rilievi artificiali? Sì, tra il 1500 e il 1200 prima di Cristo si è sviluppata la civiltà dai Chiasteliers, insediamenti abitativi più antichi dal Friul, come questo. I Chiasteliers sono vilis fortificati sunt un ciuc, o ben une culinute. Ma gli chiasis che erano lì che volte sono tan differenti di che di voi. Venite con me, che us mostri. Il paese era fatto di casons grandi, quadrati o rettangolari. Il cuvierto era di stran. I murs erano fatti con breis di legno, qualche volta anche doppli, se fra mieci si metteva ledan, pieris, tiere, claps. Il pavimento era di tiere battute o di pantan argiloso. La che si impiava il fuoco, il pavimento era di lastris di piere. Gli chiasi una volta erano tan differenti di che di voi. Pensai che per conservare la roba di mangiare, che non erano i frigoriferi, facevano busis sottiere, spalmati di argile. C'è no mo? Fasingo un gioco. Viodin se os boins di contà tros barcons che ha queste chiase. I barcons di queste chiase son vot. Veviso contatti ust? Bravs! E comò, tros barcons hai invece queste chiase? I barcons son 11. Bravs! Chi ha lait troppi chiasis differenti che assonta queste immagini. Saveso chiatà li glu o ben la chiase fatte di glace? Pronz? Vie! Li glu alle chest. E comò provai a chiatà li chiasis col cuvier di stran. Pronz? Vie! Li chiasis col cuvier di stran son questis. Li svevis occhiatadis? Bravs! Se o conti fin a dis. Sigur che torni i miei amici per imparare di lung da lang con l'inglese e col furlan. Mandi fruz! O soi ca con Max e Leo, o sin Audi e o la rin a visitare i musei civics di queste città. O feve la rin di art e o fasarin un tic di esercizi con l'inglese. Mandi Max e mandi Leo. Hello Daria. Mandi Daria! Se non scoventi al pari entra dal museo? A ticket. Un biglietto! Anite bigliettarie! Beno, sino pronti? Let's go to the Art Museum. Che squadri è meraviglioso e antico. Wow! This painting is wonderful and old. C'è vi adesso? I see an angel! I see a baby. Sì, è vero, Fruz. È un fruttin col suo agnul custodi. E qua c'è vi
adesso? Un disegno. A drawing. Sicuro. A lei il disegno di una villa di Udin fatte con la china che è una qualità di industria. Alle perfetto. It's perfect. A me mi piaceresti disegnare così. Magari una volta, Leo. Questa è una scultura. It's a sculpture. C'è io adesso? I see A face. a strange face. E è vero. E è una musa strana. It's a wood sculpture. It's a wood mask. E è vero, questa è una maschera di legno. E qua? C'è io adesso? I see people and horses. I see a beautiful palace. E è vero, questa è place Contarena, a Udin, tal finita al 1700 con persone, chiavai e con un palazzo meraviglioso. Wow. Questa è come si chiama Place Libertà. Hai un'idea? Andiamo a casa e facciamo le opere tutte oneste. Great idea! Io o farai un quadro con un paesaggio. A landscape. Io penso che farai una maschera di legno. E a altri sfrutti, quale opere us plasaresti e fa? Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Un'ignotta al museo. A ieri in quasi li si è di sere e ormai il museo Furlan di Storia Naturale al stave partirà giù la sierande. Un giovane vestito di neri si presentà lì degli entrade e al domandà al custodi se al poteva tornare dentro di corse avviò di ser suo orloi agli era sbrissato fur di qualche bande. Pa ben bon, jentre, ma fra 10 minuti tu has di essi fur di chi. Il giovin lo ringrazia e al tacas crusignà all'unche all'arc une par une dutis lissalis. Il guardian intant al tira giù la sierande a 3/4 e al scomincià a sierà la casse. Passats 10 minuti e novio dint tornà il giovin, allea Cirilu. Al passà stanzie per stanzie, ma non rivacchia talu. Dopo rivat te ultime sale, però, al viudè che la parte di sicurezze che e dave sulla place e iere vierte. Ma chi ale tu la gioventù di voi, no ha più creance, al barbotà. Dit che est al sierà la parte, al di studà dutis lis lus e al sierà il museu. Il giovin però aveva fatto dome fente di sì e si era platata ai servizi. Infin agli era dome lui tal museu e al podeve metti in vore cence fastidis il soplan. Robà un dai esemplars plui rars dal mond di Scarabut. Lat fur dai servizi a pas fofs alle viers la sale numero 5 che tignive la plui grande collezione di insets di tutto il paese. Gli entrate stanzie a ieri in 2 schialin spicciui, al giovin isbrissà il pizzo un tundichei e pataponf. Al colà partiere e al chiapà une biele botte tal chiav. Intant, in che s'altri salis,
Veso sin tutto anche voi altri, c'è il repeton, e disse la Bolp. Sicuro, a ninga vi dice che è succeduto, al suggherì l'ors, e così a faseri. Rivaz sul puest, a vioderin il giovin inchiappata incidi il veri dal satul. Chi all'aita lì, c'è razze di macaco, al pense di poter portare via pacifici il nostri ami, cence che ni sun i disinuie, al commentai l'ov in mood sarcastic. La Bolp allora a fasè di mot ai giupez e lor a clamarin i grisons. In tumba ticei la sale numero 5 era plena di besteuti schiaccriciabi. Appena che gli viodè, il giovin al molaiu duchi impreschi e al tacà cori plui che al podeve viers la stanzia numero 4. Arriva giusto a sierà la porta da ur di sé e a tirà flat prima di n'acquargisi che i murs, tor a tor, a ierin duc sfodrats di paveis di gnot. Non vetim neanche di berlà che ierin già dutis intor di lui. Al cirì di parassi mior che al podeve e a force di dai all'arrivà e sale numero 3. Maledetti spaveis, non ti lassin mighe, al disè. Non arrivadora finì di fevelà che denan di sé aliere il gredei plui gran che si fos mai viodut. 400 pizza ierin deventats bocognons e si erin fat su un cun che l'altri. Ma allora le ves proprio con me, si lagnà il fruttat. Al provà a farsi strade cirindi di sberdeali sbestis, ma nuie ce fa. Si poià par disperazion sunt un di lor e si n'acquargè che a ierin come astix, allora al pensa ben di saltà parzore di ogni dun, fin tremai che al sares arrivà di che altre bande de stanzie. E così al fasè. Agli entrate sale numero 2 e tutta gliere quiet. Oh, tas, che le han capite, disse il giovin. Ma il biel, come che si dis, aveve anche mo di rivà. La porta da ur di sé si era clav. Lis lus attaccarin a cimia e lis cassis de smumis attaccarin a viergisi a sierasi a timp come se a fossin tamburs. Allora duchi vues dai dinosaurs a mudaren in scheletruts umans e un par volte a timculis cassis alerin a cengla il disgraciat e attaccarin a balà a tor di lui. Chel si poi scrodi, all'era diventat blanc come un linsul e plen di fuffe. Non beve più surtide e alta capre a pietà, lasciami la vie. Di fur intant il sorelli all'era jevat e il custodi all'arrivà puntual a svot par viergi il museu. Nanchi arrivat al sentidut un bruntulament che al vignive de sale numero 2, al coresvel sul puest e al chiatà il giovin de sere prime partiere, mieci indurmidit che al murmuiave «Lait vie, brutis besteatis, molaimi!» Il custodi allore alleta al stanzin, al chiapassun seglot plen di aghe frede e... Splash! L'udis vuedà in tor de muse dal giovin che si svea di bot. Par fortune agli è restat dome un bruzium. Vidi, o pensavi che varrai di sta più attente la prossima volta che voi a fa una chiaminade. Qui sa troppi svolti, squai viodut culinutis che a ierin mutaris, che si può anche ma viodi a tor. O anche i chiastelirs, che a son a tor pal Friul dice tanti sbandis. Sas tu la che podaressi in là? Sì, o podaressi in là viodi che il di puciui. Pensa che une volte anderin doi di chiastelir su doi ciucs.
Sastu, vegli! Aspettimi, corri anche io! Mamma! Mandi fruits! Conosceso la storia di Pierrot e il Love? Le ha scritte un compositore russo che ha la nome Sergei Prokofiev in tal 1936. E è una storia fatta di musica. C'è molto. Sergei Prokofiev, quando le ha buttate giù, ha pensato che ogni personaggio fosse rappresentato con un strumento musicale che col suo suono e col suo timbri mostrava le emozioni di ognuno di loro. Perché sconti queste robe? Perché voi us presenti Dariute e il Love e io faccio invento di essi a teatri. Benon, allora fruits, chiappai questo e buona visione. E era una volta una fruttine che si chiamava Dariute, che viveva in una chiasute d'ogni di un bosco. Unedì e va fuori di chiase e tal giardino un suo amico uccellut le salude. Une razze e fa silbain in un sfuei quiete. L'uccellut e va inquintri sulla erbe e i domande: ma c'è ali sastu tu che non tu sei sbuine di svolà? E i domande: e invece tu che culisto salis non tu sei sbonnanche di nadà? E continua a nadare al sfuei. Dariute intanto e viot un gat vinin devan biel plank de erbe. Ioi, al vul mangia l'uccellut. Dariute allora e sberle. Uccellut! Uccellut! Più di sta attent! E che arriva a schiampà. C'è pure poarin. Il gat donghe dall'arbol al volo rimpinassi, ma ormai mi ha veduto e culi salis al posto svola via. Intanto arriva il nonno. Dariute, perché sesto schiampade vie? Cadonghi a lei il bosco e tal bosco a lei il lof. E le torna a portare a chiase. Aveva proprio tresoni il nonno. Velo che al salte il fuori il lof. C'è pure. Vighi al salte su all'arbol, ma la razze e fas l'errore di venire fuori de aghe dal suoi e il lof arriva a mangiarsi in un colpo sol. E così il gat si mette in una ramace. L'uccellut parsori di une altre. Ma no, ma se donghie dal gat clar. Il lof ingort iucchiale, girante tora dall'arbol. Dariute e gaffa une guarde e le tacche a tor di una ramace dall'arbol, lì che a lei il lof e zighe all'uccellut. Vengiu! Cor, tor dal music dal lof. Ma sta attenta, non fatti chiappà! Il lof, culaghe gole, al cir di mangiarsi l'uccellut. Ma ve che la coda dal lof si strench, tor de guarde preparate di Dariute, che tacche attira. Il lof che in fin dai cons non è tan trist come che lo descriving, perché che alla dome c'è tante fan, alle intevuate. Intanto arrivin oms dal bosco. Colis loro scloppis intorsi io ricognos. A son i chiacciadors che a vuoi l'intrai al puarlof. No! E zighe Dariute. Lu vin chiappat no! E come aiutai-nos a portarlo al zoo. Dariute devant. Con daur i chiacciadors con l'off spauros. E poi il nonno
cunda ora il ghiat e l'uccelot. Ma e la razze? Si sente in mola so vos. Parce che il lov le veve glottude interie. Nu e pore fruz. La storia come tutti che saltris e finis ben. E o soi sicure che la razze arriverà a chiatà la soluzione per vigni fur de panze dall'ov. Mamma. E come? Gioino insieme? Fasin un gioco. Us plasaresti al fa par di un'orchestra come i protagonisti de storie d'Ariute e il Love? Provate a riconoscere gli strumenti e i protagonisti che ho veduto e sentito. Qual è l'istrumento che al rappresenta d'aria? Il strumento che al rappresenta d'aria è il violino. Bravs! Qual è l'istrumento che al rappresenta l'uccelot? È il flaut, c'è maravè! Bravo nons! E come disedmi, qui che è rappresentato dal clarinetto. Proprio così, alle vighi! E per ultimo il love, che è rappresentato dal... Guar! Bravs! Io mi sento delicata e dolce come il strumento che suoni, o ben il flaut traverse. E altri vedo un strumento che us rappresenta, o un strumento che o voleresti suonare, o che già o suonais. Me cusine e je bette, je nessun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sei pronte, coi sauece che non sconte. Mandi a tucchio soi bette, nessun me pette. Mandi fruz. Hai attaccato un corso di musica? Volevo farlo con me? Insegnante dal corso? Daria? Sì, beh, me cugine. Mandi, Daria. Mandi, bete, ben rivade. Voi parteciperanno due chinestri samis di chiesa? Isa la vonde spazi a chi? Oh, sicuro. Allora, bete, tira fuori il quaderno e anzi, anche altri sfrutti che appait note. Ue u spieghi c'è che è la melodia e c'è che è l'armonia. Per me melodie e armonie sono la stessa roba. No, bete, non sono la stessa roba. Melodie e armonie sono due robe differenti e come si spieghi. La melodia è l'insieme di suons, un da urdi che l'altro, o ben gli notis che formano la musica. Invece l'armonia non è come la melodia. L'armonia è l'insieme di più suons, di voci o di strumenti musicali che suonano in tal stesso momento. Anche se le note sono differenti, insieme formano un unico suono e che si chiama accordi. Ma si chiama accordi perché avevano di accordi tra loro. Esatto, proprio così. Hai capito? Come
in tune coral fatte di persone scacchianti o come in tune orchestre fatte di strumenti musicali. Come amis, tu has di fa il do che è la prima notte dalla quarti destiale di do. Tal miec io o chiantarai il mi che è la seconda notte dalla quarti destiale di do. Sempre io o fasarai la terza notte dalla quarti destiale di do che a lei il sol. Do, mi, sol. Come la magie de armonie e saltarà fur quam che ascoltarin la produzione de tre notis, no, une dopo di che altre come cal succede in te melodie, ma insieme. Do. Ma c'è disi studiare se o chiantassi in una canzone insieme? Giovani in color di rose, giovani in color di rose, giovani in color di rose, alle passat par chi cumò. Giovani in color di rose, alle passat par chi cumò. Lui mi ha dit mandimo rose, lui mi ha dit mandimo rose, lui mi ha dit mandimo rose, io gli hai dit malafe no. Lui mi ha dit mandimo rose, io gli hai dit malafe no. Oh, ma che ste è pardavon une magie. Fue o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette e chiol une borsette. Come frus e tacche, tante musiche con sacche buracche. Mandi frus, mandi a duc de bande di Martina e bimignusa a sacche buracche. Vue o soi a fa une passeggiate con i miei bastonus, così cammini con gli gambis ma anche coi bras. E sì, fa li camminati se è proprio una mia grande passione, ma la passione più grande sono gli sfilainis. E poi o sconti une che attacca così, gri gri gri. Ma vi ho detto la nostra mia Nicole, c'è un cacchiante che si filaine. Dai, clamille! Nicole! Nicole! Mandi frus, che a lei tince biel prat così, alle plen di gris. Gri, 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 salte fur di che il bus lì, tomari e muerte topari, ti spiete sulla porte. Gri, 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 salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di che il tanai. Gri, 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 salte fur di che il bus lì, tomari e muerte
tutto pari, ti spiete sulla parte, gri gri gri, salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di che il tanai. Maman Frus. Brave Nicole, proprio brave, ti ascolterei tutto il dì. Ma vi ho detto come il nostro amico DJ Tubet l'ha canelata a fare il suo rap. Dai, clamillo, DJ Tubet, DJ Tubet. Osenka, sulla ferrovia, che la strada parla gris. Vieni con me. Gri, 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 salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di caltanai. Gri, 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 salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di caltanai. Gri, 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 salte fur di quel bus lì. Tu mari è morte, tu pare ti spiette sulla porta, gri, 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 salte fur di quel bus lì. Tu mari è morte, tu pare ti spiette sulla porta, gri, 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 salte fur di quel bus lì. Tu mari è morte, tu pare ti spiette sulla porta, gri, 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 salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di caltanai. Gri, 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 salte fur di lì, salte fur il mes di mai, salte fur di caltanai. Bravo DJ Tubet, come sempre. Ma spero che hanno passato il treno di che bandis lì, Ma dai, co scherzi, che il top di ferrovie Alessia Rat, ma no per i nostri amici DJ Tubet. Frus, anche per voi, sa che buracche è finite. Una bussadone di Martina, alle prossime, mandi! Sintiso, oh, il suon determinato e persuasivo dal clarinetto. E sarà dal sicuro desire, oh, c'è gusto che vedi anche io voi di suonare un strumento musicale. C'è brave. Orpo! Amis, ma... Noi è desire alle vigli calzone. Ma è proprio vero che mamma al può succedi di tutto. Grazie Desiree che tu mi presti il tuo pare Aurelis. E dice, anche io ogni tanto Pier Trubis in chiesa e non li schiati più. Ma... Ieri disperate e domani vai di là in Mont e mi coventa il pare Aurelis, perché se di no, o chi abbia masse fredde. Di buon che lo hanno inventata allora. Grazionis Desiree, a domani. A domani, mandi. E ha proprio ragione, Desiree. Di buon che lei qualchidun che all'invente c'è calcovente. Sapevo Frus che il pare Aurelis lo ha inventato un giovenù di 15 anni in America.
Lui alleve di spes a sglicia, ma non poteva mettere su baretis perché gli dava fastidis e aveva allergie a elane. E così alla domandata sonone di fa 2 toccus di fanelle e di peaio con un fil che al passas sore dal chiav e tada! Beh Luca, il pare Aurelis. Questa invenzione a quel giovane gli ha par da buon cambiare la vita. E chissà c'è tanti altre invenzioni che hanno cambiato il mondo. Per esempio, per me, una invenzione che guaia novelle è la bicicletta. Il primo disegno di una bicicletta lo ha fatto Leonardo da Vinci e che era fatta di legno. La bicicletta che è vera, che ho do primo le ha inventate un tedesco, Karl von Dries, in tal 1817. Perché tanti in Francia la bicicletta le hanno chiamate Dresien, in onore dal nome del suo inventore, von Dries, Dresien. Se le avessi inventate io, le avrei chiamate Darien. Ci ridi. E il cerotto? La storia delle sue invenzioni è un'evore romantica. Dal 1920, in Tessamerichis, signore Josephine si faceva male ogni dia e era un'evore distratta. E il son che le amava tanto non, al decide di inventare algo che al fosse piccinin, ma che al rivasse sta attaccato te piel. Va Luca! Tada! Il cerotto! Frus, c'è tanti che sono le invenzioni. Ogni roba che occhiali è stata inventata di qualcuno. Mandi Desiree! Bene, la macchina! C'è via l'invenzione! No, mo frus! C'è diseso, fasino un gioco che alant fur pal barcon? Fasino un gioco. Contin troppi macchinis e biciclettis che appassin per strade in 8 secondi. Pronti? Via! Veso arrivata con Tadut, a son passadis 5 macchinis e 3 biciclettis. E comò provai a contare troppi mongolfieris che asvolin tal ciel. Pronti? Via! Veso arrivata a contalis, lis mongolfieris a son 6. Ma troppi sono lis mongolfieris di color verde e giallo, disetmal in 3 secondi. Bravs, lis mongolfieris di color verde e giallo a son 2. C'è via il gioco, infatti, che alan fur pal barcon. Io sono arrivata a contare tutto. O quasi, non sono arrivata a contare una mongolfiere. E altri sfrutti. Se ho conti fin a 10. Sicuro che torni i miei amici. Per imparare di lung da lang con l'inglese e col furlan. Mandi frus! Poi son venuti a chiamarmi Max e Leo per favelare un po' di inglese con noi.
Mandi Max. Hello Daria. Mandi Leo. Mandi Daria. Ben, sabes o c'è che fazin, ue? Ue ho la ringa gioiata al park e è una giornata clip. Daria, c'è che sudor? A so bene che d'un ton? No, allora come non si può escludere fuori a gioiare? No, miss, non è il rumore di un ton. Questo è il rumore di un cantiere. Che di fuori, son da ora fa una strada nuove e questo è il rumore delle macchine che lavorano in tal cantiere. Sono da ora a asfaltare la strada? C'è lì fuori dal balcone? Yes, the window. Wow. Cool. Sapevo c'è che fazin? O provin a dire i nomi delle macchine che lavorano in tal cantiere. Sei pronti? Velu, che lì è un sghiavador. It's a digger. Il sghiavador al fas gli sbusi e al moflatiere per fare la strada nuove. The digger digs. E che la via? C'è Isa? Facile, hai un pacare. It's a bulldozer. La pacare e tira su e splane la tiere. The bulldozer pushes. Ah, beh no. E che là? Ah, che lì è un'auto ribaltabile. It's a dump truck. Il sghiavador al metallì tutte le tiere che la sghiava dal casson dell'auto ribaltabile, che poi al porti la tiere per scariale. The dump truck dumps. Super! E la quarta c'è Isa? Che lì è un splanador. It's a roller. Un splanador ha ladenato un cilindro, un lavoro pesante e largo per passare sopra le strade e calcare giù. Un splanador al splane. The roller rolls. Frus, o ses un evore bulos! O conoscessi il nome di tutte le macchine dal cantiere? Wow! Bene, e allora sei pronti per la giocata al parco? Oh, quindi per forza. Non può dire non resta cacchiare ai lavori. Ma sicuro, Frus! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Cesarutte e Filumene. A ieri une volte, des bandis dall'à di chiavac, int un grob di ramaz e di fueis, dos ruiutis. La prime aveva nom Cesarutte, e era verde con tanti puntinuts color narange e strichis neris da pit in som. Che altre, par quintri, che si chiamava Filumene, aveva il cuor maronit con taculis neris, une chi e une là. E quando si poiava sunt un stec, non si sapeva ben qual cagliere il stec e quale la ruie. Une guinore si chiatarin par fa di gulizion sunt un morar, e Cesarutte, che era un grom brau rose, i disea ai soa mie. Ben, Filumene, has tu veduce biele piel che o hai? Mi par che l'usi ogni di plui. Sì, mi par proprio anche a me. I rispondè che atre con la bocche plene. Ma Filumene, ses tu sempre da ur a roseuccia, dise Cesarutte. Non pensi a metti alte panze in vezit, che non manchi tan par fa la galette, i ribatté Filumene.
E di fat, propit che sere, lis dos ruiutis si faserin su in tegalette, a sierarin i vogluz e a polsarin immobilis par cirche 30 dies. Passato un mes, lis galetti si viergerin e che aierin talimprin dos ruiutis, aierin deventadis dos paveis. Oi, cessium, trapaio dormit, dise Cesarute. Che alle chi c'è spettacolo di Alice, c'è colors. Sì, o soi propite biele, ma c'è disio, bielissime. Sunt un ramac li donghie, anche Filumene, e ieri saltate fur de galette, ma quan che si chialà e restà mala paiade. Li salis, aieri incetan grandis, maronitis con qualche balin neri, e soredut, e veve il pel pardut il quarp, sì che dunque Filumene non era une pavè, ma une falene. Quam che le viodè, Cesarute restà di clap, ma vind voi domme per sé, noi badamasse e decidè di là fa biele mostre de sobie lece, di che altre bande dall'at. Filumene e profittà per ciri aldi piluccata i contors e si poià su pescusse di un arbol. Di bot e sentì tutto un taramozzo di sé e une pavè di gnot compagne identiche di ie si ieva su. Dippo, chiale ben la che tu ti pois la prossime volte, che ho ieri da ora mimetizzami. Mimetizzami, li salis, i somenga escusse dall'arbol, e quanche mi poi parzore, nessuno il puoi sviodimi, un poco come giuiadis quindi si vecà. Ben, bule, proprio ne biele chiatade, ma si va a scuole per imparare a mimetizzarsi? I domandà Filumene. Oh, ma no, mo, e rispondè che atre, chiale ben listo salis, tu puoi disfalu anche tu. Filumene restà maraveade di che speraulis e prea la sognove a mie di insegnai qualche altri trucco. Di che altre bande dall'at, intant, Cesarute ci rive di mettis in mostre con duc cheiche e chiatave, fasendi rometti spalaiar e displeand li salis con gracie. Nessun però le calcolave più di tanto. E stave quasi par tornare in daur, quanche sentì une vosute che venive dal prat. Ma c'è biei colors che tu has. Quisal, fevelis tu con me? Sigur, o soi culì fra miec de ierbe. Chialant ben, Cesarute olmà un ragnut che almenave i braz. Cui saressis tu? E domandà. Io soi Rain Scaramacai, par da bon non hai mai veduto une pavè plui biele di te, perché non mi mostri tu di donghi i tiei colors? Cesarute non sal faser ripeti e svolà viers di lui. A mie gestrade però e restà imberdeade in tune te le dirai. Oh, Rain, in la sesto se restade ingredeade iudimi, luprea Cesarute. Ma Rain Scaramacai che agliere une vore svelt, agliere biel già montat sulla tele par manghiale. In chel albi grant al svolà parzore di lor, fasintiu vongola di ca e di là. Avioderin un gran balin neri tal miec dal pel maron. Oh, un cius, come sì che non hai poi sortide. E vaiuccia Cesarute. Il Rain allore le mocai al sparì fra miec de ierbe. E quel someave tal impring un cius non gli era altri che Filumene. Ma c'è mut, e il cius? Non l'è nessun cius, Cesarute. A son lis me salis che assomen un cius. Ben, proprio un biel truc, vio distumò. E rispondè Filumene. Anche iesi une falene all'ai si vantaz. Lis dos amis si chialarin e apetarin une grande ridade e dopo che Cesarute si diliberà de tele di Rain si inviarin par torna a chiase svolam tutti sintune.
ti plasaresti al fa un girut su un tune mongolfiere? Pensa che le han inventate passe tresinte in daur doi fradis francesi che par cognome facevano proprio mongolfiere. Le han inventate chialanti il fuc impiat e un toc di chiarte che al brusave in tal camin. I tocs di chiarte a svoletavin e alevin par su invece che colà par via dal calore. E la mongolfiere è proprio un ballon che al svole, perché che a lei il calore che le sburte su dal cielo. Non ti plasi al svolà? Mi ho dormito al cuscino, no mo? Tu sei il solito poltrone. Mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran frullando.